Siamo con l'assessore Bottaccin per la protezione civile della regione del Veneto. Oggi all'Istituto ITIS Marchesini di Rovigo c'è questa prova di evacuazione con la presenza di vigili del fuoco e della protezione civile. Perché è importante promuovere queste attività, in particolare tra i ragazzi? Ma intanto è importante perché vengono insegnate delle norme di comportamento che consentono di ridurre il rischio per i ragazzi. Quindi l'evacuazione, il cosa c'è da fare se capita, in questo caso abbiamo simulato un terremoto e anche un incendio, e quindi cosa c'è da fare in quelle situazioni là. Si chiama autoprotezione, ma soprattutto anche è stata l'occasione di spiegare ai ragazzi come funziona il sistema dei soccorsi qui in Veneto. E il sistema della protezione civile è stato riconosciuto dal Presidente della Repubblica che quello del Veneto è il migliore d'Italia, il sistema della protezione civile d'Italia ci viene invidiato in tutto il mondo, quindi insomma siamo al top nel mondo. È chiaro che poi il messaggio che vogliamo trasferire ai ragazzi è quello di invitarli a pensare a entrare nel mondo dei soccorsi, perché poi serve ricambio. Se il sistema è il migliore del mondo dobbiamo continuare a mantenerlo a questo livello. I ragazzi sono stati molto attenti, in questa scuola molto precisi, molto attenti a cogliere tutte le varie sfumature, e quindi io sono convinto che molti di loro valuteranno l'opportunità di entrare nel mondo dei soccorsi o come professionista, quindi vigili del fuoco, piuttosto che carabinieri, polizia, medici, infermieri, oppure come volontari, quindi entrando nel mondo della sanità come volontario dell'emergenza medica, oppure nel sistema della protezione civile, quindi come volontario di protezione civile. Certamente è un sistema complesso e abbiamo voluto dire ai ragazzi che qui in Veneto abbiamo un sistema di soccorsi che basta una telefonata, a volte non serve neanche la telefonata, e si scatena un insieme di mezzi e uomini che penso possano rassicurarci di fronte a eventi che, soprattutto le calamità naturali, sono sempre più frequenti.